Simone dice Ninni è una truffa, poi Filippo, per Palermo Catania ce ne andiamo tutti al Barbera con la maglia di Alla Catalla, che ne pensate? Perché no? Per Palermo Catania non è ancora ora, mi pare che la prossima sia Sampdoria Catania, quindi insomma vedremo un po', ma intanto voglio dire, possiamo dare anche un po' di fluido al Catania, perché no? Insomma, ultimamente non è che è chiuso buona sta cosa, Proviamoci. Ce ne resa assai? No, hai fatto bene. Poi insomma questa ci vuole proprio perché oltre l'effetto fluido che ultimamente dico non mi voglio allargare più di tanto, però ha dato i propri effetti, la canzoncina insomma. Ma vediamo chi abbiamo in linea. Pronto? Pronto, chi è a Radio Gioco? Buongiorno, ma chi parla? Buongiorno, sono un defoso rosso-azzurro. ma lei casca a fagiolo, va bene? Cioè, è proprio capitato al momento giusto. In mezzo radiofonico per dire che non ci siamo, con sto Catania non ci siamo. Guardi, effettivamente lei ha perfettamente ragione. Ultimamente siamo un po' troppo sfortunatelli. È vero. E chi è? Non è giusto così però. Guardi, io non sono molto esperto di pallone, però ho capito che ultimamente il Catania, insomma, non naviga in buone acque, insomma, credo che sia lì. Io camo caffè Fiorentina, che mischini scendendo da campo, mischini cocori nico. Mi ascolti, però io cano riesce con motto. Però voglio dire, non è che sape che io cano riesce con motto. Però la Fiorentina è una squadra, un grande club di grande tradizione, c'era Antonioni, c'era Ernesto Galli, insomma, Giovanni Galli, scusi, cioè c'era. Stiamo parlando, chiedo scusa, paramo dei tempi attuali. Lo so, però insomma, la Fiorentina. Dei tempi attuali, comunque non mi sono presentato, mi chiamo Agatino Catania. Nato a Catania, ci mancherebbe. 1946. Manca a dirlo. Sebastiano Catania. Manca a dirlo. Tifoso del Catania. Esatto, tifoso del Catania. Invece la sua automobile è targata Catania. Manca a dirlo, ci mancherebbe. Ho una figlia che si chiama Alessandra, per gli amici Ale Catania. Certo, il suo attore preferito è lui, il mio attore preferito Antonio Catania. Manca a dirlo. Ho anche un'altra figlia che si chiama Vita. Catania Vita. Mi immagino la mattina quando la sveglia, chiaramente. E ora do la lettura delle formazioni del Catania. Ma scusi, ma io non gliel'avevo chiesta. No, senti, io non gliel'avevo chiesta questa cosa. Numero 1 del Catania. Sì, va bene, sì. Sempre nella botta una sicurezza per la nostra compagine rossa-azzurra. Che saluta come Iatta. Ma che saluta? Signore e signori. Sì, ma io non gliel'avevo chiesto. Iatto Anducarro. Allora, ascolti, lei è gentilissimo, però guardi che noi abbiamo dei tempi da tenere, insomma, in un certo senso, e quindi. E allora eravamo fino al numero 2? Ma no, non lo so, però lei fa delle cose senza che nessuno gliele ha chieste. Io non avevo chiesto la formazione del Catania, quindi. Ma allora ce la do la prossima volta. Ma se vuoi, ormai ha fatto tutte cose lei, non lo so. La prossima volta, andando, speriamo bene ora con questa Sampdoria, che vedremo che cosa combinare. Ma guardi, ma anche la Sampdoria è una squadra di club che ha una certa tradizione alle spalle. Per esempio. Ma che ne fotte, non interessa che Catania vince. Lo so, ma c'era Pietro Viercovo, si ricorda? Pietro Viercovo della Sampdoria, insomma. Ma Pietro Viercovo dall'Appo magari non faccio come allenatore, non ne ruota su Iovo. Non ne ruota su Iovo, la prego. Ma Pietro Viercovo. Esorcizziamo. Ha giocato anche in nazionale. Pronto? Sì, eccoci qua. Esorcizziamo. Non dici stessa parola, la prego. Giuro che non dico più Viercovo. No, io la Va bene. Comunque, un poco di fluido con te semente, grazie. Allora, andiamo con il fluido della Catalla, per alla Catalla. Eccoci qua, pronti? Lei lo ha preso? Hai chiappato tutto cane e petto. Ecco, bravo. Va bene, mi raccomando, tutti a Genova. Grazie, grazie. Come la canzone, come la canzone. Scusi, lei si chiama? Mi chiamo Agatino Catania, nato a Catania. No, vabbè, mi dica tutta la finita, sì, vabbè. Abitati in via Sebastiano Catania. Lei ha una figlia che si chiama Alessandra Catania, detta Ale Catania. Il suo attore preferito. Vabbè, il suo attore preferito? Antonio Catania. Esatto. Negli anni 80 la sua moto preferita era la Suzuki Katana, manco a dirlo. Va bene.
Una volta Sì. ho investito con una Ford Gran Torino. Distrutta, no? Massacrata. Manca a dirlo. La saluto. La saluto, Grazie per arrivederla. fluido, arrivederci. Buongiorno, buongiorno.